Al 31 dicembre 2022 l'importo medio dell'indebitamento per nucleo familiare presente in Italia è salito a 22.710 euro, con il Veneto che ha superato l'indebitamento italiano di quasi 3.000 euro e pari a 24.911 euro. Complessivamente lo stock dei debiti bancari in capo a tutte le famiglie venete e italiano si è attestato sui livelli record, ovvero 52 miliardi e 550 milioni per la nostra regione rispetto ai complessivi 595,1 miliardi di euro per tutta Italia. Debito che per il Veneto è aumentato del 3,7% rispetto al 2021, ovvero lo 0,2% in più rispetto allo standard italiano. Così l'ufficio studi della CGIA di Mestre, che a seguito di questi risultati paventa un altro rischio, la recrudescenza dell'usura. Sebbene lo stock dei debiti delle famiglie sia in aumento a causa dei rincari, dell'incremento del costo dei mutui, dell'impennata delle bollette, la situazione è critica, ma ancora sotto controllo. Va comunque monitorata attentamente, perché le banche prestano sempre meno soldi, soprattutto agli artigiani e piccoli negozianti, che a loro volta potrebbero essere tentati inconsapevolmente a ricorrere agli usurai che in questi momenti di difficoltà sono i più disponibili ad aiutare, si fa per dire, chi è a corto di liquidità. Nonostante sia da tempo in calo il numero delle denunce per il reato di usura alle forze dell'ordine, non è da escludere infatti che l'incremento dei debiti di famiglie, negozianti e artigiani spinga più di qualcuno a rivolgersi agli usurai.